Gli appelli, i moniti ormai non si contano. Nel giro di pochi giorni la Chiesa agrigentina ha sfornato prese di posizione in serie. Si sono fatti sentire nell'ordine Don Baldo Riina, Don Giuseppe Pontillo e il Cardinale Montenegro. Tutti hanno usato parole forti, dure, provando anche a spronare la reazione degli agrigentini. Il filo conduttore è l'indifferenza della città e l'immobilismo della macchina burocratica e politica dentro le istituzioni rispetto alla vicenda della cattedrale di San Gerlando, chiuso al culto da oltre 6 anni per rischio crollo. Ecco dove l'altro ieri l'arcivescovo di Agrigento è stato costretto a celebrare messa sul sagrato della navata sud del Duomo in occasione proprio della ricorrenza della dedicazione della cattedrale. Così, mentre l'iter alla Regione per gli interventi di messa in sicurezza procede a passo di lumaca, le lesioni sulla struttura si allargano. Lo stesso arcivescovo durante l'omelia ha detto: «Non voglio fare allarmismo, ma non posso non vedere le crepe diventare sempre più evidenti, il pavimento abbassarsi». Gli specialisti della protezione civile regionale hanno accertato in effetti che persiste il trend di crescita della deformazione sulla cattedrale di San Gerlando. Lo scorso giugno si era parlato di una crepa che si era allargata in media di altri 2 millimetri. Le misurazioni sono puntuali e specifiche, è stato chiarito dai tecnici che si occupano del monitoraggio e dei rilievi. Non esiste un numero certo e generale dell'ampliamento delle deformazioni perché dipende dal punto di misura e dall'altezza. Specialisti e tecnici hanno però in mano, ed è una conferma che non fa dormire sonni tranquilli, la certezza del trend di crescita della deformazione.